Si chiude un'epoca e si apre una sfida per i commercianti trevigiani. Ieri sera infatti il presidente Guido Pomini ha fatto il resoconto di 5 anni di mandato, preludio del rinnovo di tutta la dirigenza all'ultimo piano del Palazzo del Terziario al Dal Negro. E di fatto ha aperto i giochi che porteranno alla nuova presidenza, per la quale ha già posto nuovamente la sua candidatura. Davanti ad una platea di oltre 130 dirigenti, Pomini ha ripercorso le battaglie e le posizioni della categoria nelle diverse vicende che hanno caratterizzato la sua presidenza, dal caso Ikea alla pedonalizzazione, per arrivare all'ultimo atto, la fusione con Conegliano che verrà ufficializzata martedì. Un'epoca che si chiude, una sfida che si apre, quella per la presidenza proprio tra Pomini e il suo predecessore Renato Salvadori. Un confronto che per molti ha anche una forte caratterizzazione politica. Infatti Salvadori, già presidente del Consiglio Comunale nell'ultima era Gentilini, rappresenterebbe quella parte di commercianti che non condividono le posizioni di Pomini con la nuova amministrazione di Casugana. In particolare sulla pedonalizzazione, dove l'azione della dirigenza sarebbe stata poco incisiva. Scaramucce in vista della sfida che si giocherà a breve. Il 24 infatti dal Consiglio direttivo, composto da 38 rappresentanti di tutte le categorie associate dei mandamenti, eleggerà la nuova giunta esecutiva. Già da lì si capirà se l'operato di Pomini avrà un seguito o se i commercianti decideranno di voltare pagina tornando a Salvadori, una valutazione che non potrà lasciare indifferente Casugana.